Benvenuti e ben ritrovati all'Almanacco. Oggi è giovedì 23 aprile 2026. Il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 19:52. La luna si leva alle 10:36 e cala all'1:07. Oggi si celebra San Giorgio. Il nome Giorgio deriva dal latino Georgius, a sua volta dal greco, e significa letteralmente lavoratore della terra o agricoltore. Lo celebriamo in memoria del santo cavaliere che, secondo la leggenda, sconfisse il drago per salvare una principessa. Il 23 aprile è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, una data simbolica perché in questo giorno, nel 1616, morirono giganti come Cervantes e Shakespeare. È l'occasione perfetta per celebrare il libro come ponte tra generazioni e culture diverse, capace di farci viaggiare restando seduti in una poltrona. John Cena celebra oggi i suoi 49 anni. Leggenda del wrestling, ha saputo trasformarsi in una stella del cinema d'azione e commedia, da Fast and Furious a Suicide Squad. Impossibile dimenticare il suo recente ed ironico ingresso senza veli agli Oscar, un omaggio alla storia dello spettacolo. Gigi Hadid festeggia oggi il traguardo dei suoi 31 anni. Una delle supermodelle più pagate ed influenti al mondo, ha sfilato per le maison più prestigiose ed ha prestato il volto a innumerevoli campagne internazionali, portando avanti la dinastia delle sorelle Hadid nell'Olimpo della moda. Cristiano Malgioglio compie oggi 81 anni. Il paroliere per eccellenza, nato a Ramacca in Sicilia, ha firmato successi immortali per Mina e Iva Zanicchi. Personaggio televisivo travolgente, lo abbiamo visto come giudice al talent show Amici, come co-conduttore al Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti e come giudice a Tale e Quale Show, confermandosi così uno dei volti più amati e istrionici dello spettacolo italiano. Il 23 aprile 1946 nasceva un'icona del design italiano. Veniva depositato il brevetto della Vespa, progettata da Corradino D'Ascanio. La Vespa è diventata il simbolo della rinascita economica italiana del dopoguerra e della libertà, meritandosi un posto d'onore permanente al MoMA di New York. Sapevi che le piante di basilico hanno una sorta di memoria? Se una pianta di basilico subisce un periodo di forte siccità ma riesce a sopravvivere, i suoi semi imparano l'esperienza. Le piante che nasceranno da quei semi saranno geneticamente più resistenti alla mancanza d'acqua. È un trucco della natura per proteggere la specie. Alle 20:27 del 23 aprile 2005, Jawed Karim caricava il primo video della storia di YouTube. Si intitolava Me at the Zoo, solo 18 secondi di riprese davanti agli elefanti dello zoo di San Diego che hanno segnato l'inizio della rivoluzione dei video online che usiamo ogni giorno. Burnout è un termine inglese che significa letteralmente bruciato. Si utilizza per descrivere un esaurimento emotivo e fisico profondo causato solitamente da uno stress lavorativo cronico. È quella sensazione di sentirsi completamente svuotati e senza più energie per potersi dedicare alla propria professione o agli altri. Judy Garland, soprannominata The Voice, incantò il mondo con Il Mago di Oz, ma visse una vita di contrasti violenti. Una bambina prodigio costretta a regimi dietetici estremi e pillole per restare sveglia dai giganti del cinema. Nonostante i tormenti personali, la sua voce restò celestiale fino alla fine, rendendola un'icona immortale della vulnerabilità e del talento puro. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Il mondo può benissimo fare a meno della letteratura, ma ancor di più può fare a meno dell'uomo. Accogliamo questo giovedì con un buon libro tra le mani, pronti a scoprire nuovi mondi. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi e vi raccomando, vi aspetto domani, sempre qui con l'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.